Dopo la nomina di Luciana Giammanco a commissario al comune di Agrigento, le interviste del videogiornale a Palazzo dei Giganti. Dario Piparo. Manca soltanto l'ufficialità che prenderà forma nel decreto di nomina da parte della regione siciliana. Sarà Luciana Giammanco il commissario straordinario del comune di Agrigento, cognome di peso perché figlia di Pietro Giammanco, procuratore capo del Tribunale di Palermo dal 1990 al 1992, al centro di cronache ma soprattutto molte polemiche. Anche Luciana ha un trascorso discusso, in primis da quando l'allora presidente della regione, Raffaele Lombardo, sembrò imporla all'IRSAP, che venne commissariato proprio in capo alla Giammanco, creando di fatto una frattura netta con l'allora assessore alle attività produttive, Marco Venturi, che si rivolse alla procura di Palermo per presunte illegittimità nelle nomine. Ma la nuova commissaria si è ritrovata a centro di un altro scontro incrociato, questa volta più recente. Da una parte Rosario Crocetta, dall'altro la commissione antimafia dell'ARS, presieduta da Nello Musumeci. Anche qui la nomina della Giammanco diventa oggetto di polemica, con quest'ultima già dirigente capo del Dipartimento Personale e Funzione Pubblica, che nel giugno 2013 viene nominata da Crocetta responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, insomma allo stesso tempo controllore e controllato, secondo Nello Musumeci. Poi in ultima l'esperienza da commissario negli enti locali. Sì, perché per Luciana Giammanco c'è già stata l'esperienza alla provincia di Trapani, quando dopo neanche 6 mesi, nel gennaio 2013, il Consiglio provinciale votò all'unanimità la sua sfiducia, un atto meramente politico, perché un commissario non è sfiduciabile, ma che evidenziò i malumori dei consiglieri, perché la Giammanco sarebbe stata assolutista nelle scelte, praticamente monocratica, eludendo sempre il confronto col Consiglio. Insomma, l'identikit rimanderebbe quantomeno una personalità parecchio forte, e in attesa di decreto e insediamento abbiamo chiesto ad alcuni consiglieri comunali un'opinione soggettiva su Luciana Giammanco. Guarda, io non conosco la dottoressa Giammanco, non ho mai detto che volevo un commissario anziché un altro. Io ritengo che la città debba avere una sua guida. Come diceva qualche deputato, poteva continuare a farlo il facente funzione sindaco, però non si può amministrare la città così a tantoni. Certamente non è che ci possiamo aspettare che dal punto di vista politico chissà quale impulso si può dare, perché si fermerà a fare quello che è di routine, il cosiddetto traghettamento verso le prossime elezioni. Una persona sicuramente che non ci si può dire nulla, sarebbe forse una persona, un personaggio, non dico ideale, ma quasi, visto quello che il ruolo che ricopre nella regione. Però chiaramente le notizie che si rincorrono non si sa se sono ufficiali, se ha firmato, se non ha firmato. Noi chiaramente, o sia lei o qualcun altro, aspettiamo sinceramente che il commissario si insiedi il prima possibile. Quanto potrà incidere il commissario? Ma non so quando potrà incidere, io mi auguro che incida tanto e quantomeno inizi a dettare delle regole per questa città, che è quello che realmente è mancato.